Buongiorno, le principali notizie. A Palermo si indaga per scoprire se dietro l'omicidio di Paolo Taormina ci sia un regolamento di conti. La TAC sul cadavere del giovane ha confermato che ad ucciderlo è stato un colpo di pistola alla testa. Mobilitazioni di cittadini e sindacati. Armi e droga dietro gli episodi di violenza che si moltiplicano in tutta la Sicilia. Una dose di crack costa pochi euro. Le pistole si reperiscono facilmente. E a Mazara del Vallo 18 arresti in un blitz antidroga. Incidente mortale sul lavoro a Militello nel Catanese. Un operaio tunisino precipita da 4 metri, ricoverato in gravissime condizioni e deceduto nella notte senza aver mai ripreso conoscenza. È in prognosi riservata la donna accoltellata dal suo ex mentre usciva dal lavoro a Canicattini Bagni nel Siracusano. La vittima lo aveva denunciato per minacce. I centri storici di Catania e Palermo stanno diventando dei dormitori per turisti. Chi affitta lo fa per periodi brevi, mentre le famiglie sono in difficoltà e non trovano una casa in affitto. Questi i dati allarmanti diffusi dalla SUNIA della CGIL. A Catania genitori esasperati e l'istituto Pestalozzi nel plesso della Materna avvistati topi e nonostante l'allarme la scuola è rimasta aperta per le esigenze delle mamme lavoratrici. E la settimana che porta il Catania alla sfida con la Salernitana, capolista del girone C di Lega Pro. La società del presidente Pelligra prepara però anche un'altra partita, quella per Torre del Grifo. L'asta per il centro sportivo in programma giovedì. Eccoci, buongiorno, benvenute e benvenuti. È dunque terminata l'autopsia di Paolo Taormina che ha confermato che ad ucciderlo è stato un colpo di pistola. E intanto Palermo non ci sta all'ennesima violenza e si mobilita. Ieri le manifestazioni di cittadini e sindacati. Si indaga anche per scoprire se dietro l'omicidio ci sia un regolamento di conti. Marco Bullà. In modo che si possa sentire forte. Un lungo applauso per Paolo. Oltre 2000 persone hanno preso parte ieri alla manifestazione indetta da sindacati e associazioni per dire basta alla violenza che ormai attanaglia Palermo e per manifestare solidarietà alla famiglia di Paolo Taormina, ucciso nella notte tra sabato e domenica da Gaetano Maranzano. Giovani, meno giovani, ma anche le famiglie delle vittime, come il padre di Andrea Miceli, ucciso a Monreale. Oggi pomeriggio i sindacati saranno ricevuti dal prefetto. Abbiamo chiesto all'istituzione di scendere con l'esercito, dato che dice che non hanno organico come polizia, come carabinieri, non c'è organico, di scendere con l'esercito. E mi è stato risposto che sì, è quello che dicevo io, è quello che dicevamo noi, i genitori era giusto. Però giustamente poi la gente per bene si disturba perché c'è l'esercito, perché ci sono per le strade. Siamo noi condannati a morte, per sempre, noi condannati per sempre. E loro si fanno la loro storia. L'assassino di mio figlio è stato condannato, gli hanno dato quasi 24 anni, ma io sono sicura che lui non se li fa questi 24 anni. Lui tutti non li fa. Intanto è terminata l'autopsia sul corpo di Paolo Taormina. Ieri sera sul cadavere è stata eseguita una TAC che ha confermato la presenza di un proiettile nel cranio del ragazzo. Nel pomeriggio la camera ardente al Palo Oreto. Gli investigatori intanto sono a lavoro per individuare gli altri ragazzi che erano con Maranzano. Alcuni sarebbero già stati identificati e sono dello Zen. Inoltre chi indaga vuole capire se dietro a questo omicidio c'è altro, ovvero un movente come un possibile regolamento di conti. Domani il sindaco La Galla e il presidente della regione Schifani saranno ricevuti al Viminale dal ministro Piantedosi. Voglio incontrare Gaetano Maranzano per chiedergli perché ha sparato e ucciso mio figlio. Lo ha detto Giuseppe Taormina mentre era al Policlinico dove è stata eseguita l'autopsia, lo sentivate nel servizio, sul corpo del figlio ucciso sabato. Uno in corteo di giovani, poi a bordo di scooter, ha seguito il carro funebre fino al Pala Oreto dove sarà allestita la camera ardente. E a Palermo ci si interroga e anche si scende in piazza in un momento di dolore collettivo. Da una parte c'è chi invoca l'esercito e misure straordinarie, dall'altra chi chiede interventi di cultura e prevenzione nei quartieri a rischio. Lorena Dolci ne parlerà oggi alla Sicilia 24 Focus in una puntata più lunga con il giornalista Attilio Bolzoni, l'attore Salvo Piparo,
L'assessore dal comune di Palermo Fabrizio Ferrandelli e il sociologo Davide Bennato, l'attivista ancora dello Zen Fabrizio Arena. Appuntamento dunque dopo il TG alle 14.30 in streaming su siciliaweb.it. I vostri messaggi al 342 74 55 005. Armi e droga alla base degli episodi di violenza che si moltiplicano in tutta la Sicilia. Una dose di crack, pensate, costa pochi euro e le pistole si reperiscono facilmente. Sentiamo Luca Ciliberti. Accesso facile alle armi e fiumi di crack. Così le periferie delle grandi città siciliane diventano polveriere dove proliferano sacche di microcriminalità che invadono le zone della movida, dove è facile imporre la droga e sempre più spesso la violenza. Reperire una pistola è facile, bastano poche centinaia di euro. Per i piccoli malavitosi dello Zen, di Brancaccio, di Librino, San Cristoforo, tanto per citare i quartieri popolari più conosciuti di Palermo e Catania, è uno status symbol. Sui social ostentano ricchezza e opulenza in stile Casa Monica. Oro, collane e vestiti firmati, tutto mostrato con spavalderia su TikTok, dove li vedono anche i carcerati, non si sa come, dai loro cellulari in cella. I soldi per fare la bella vita arrivano quasi sempre dalla droga. Il crack costa pochi euro ed è alla portata dei giovanissimi. Il consumo di cocaina invece dilaga ancora nei salotti bene. E poi ci sono l'hashish e la marijuana, sempre diffusissimi. Lo sanno bene anche delle procure. Durante le sparatorie di qualche settimana fa a Catania, il procuratore Curcio definiva questi giovanissimi carne da macello di chi fa davvero i soldi con il narcotraffico, confermando che bastano davvero pochi soldi per comprare un'arma. Un modello Gomorra con tanto di barbe lunghe esportato ovunque. Basta vedere le foto degli ultimi protagonisti della cronaca, dei killer di Monreale fino all'ultimo arrestato di Palermo. Le operazioni di polizia e carabinieri per il controllo del territorio si moltiplicano. Oggi a Catania è stato scoperto un nascondiglio di armi e munizioni ricavate all'interno di un edificio abbandonato in Viale Moncada, nel quartiere Librino. Ma non basta, il vuoto delle istituzioni lo colmano ancora i clan ed è evidente. I blitz antidroga si intensificano, lo sentivate, anche in altre province. I carabinieri di Mazara hanno infatti azzerato un'organizzazione che gestiva traffico di droga e lo stupefacente arrivava con i corrieri palermitani. La piazza di spaccio in un appartamento di edilizia popolare. Laura Spanò. Sgominata dai carabinieri di Mazara del Vallo, un'organizzazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti, 18 le persone coinvolte, 7 finite in carcere, 11 ai domiciliari. L'indagine, iniziata sotto la direzione della Procura di Marsala, poi passata alla DDA di Palermo, ha scoperto una banda che vendeva al dettaglio eroina, cocaina, crack, hashish e marijuana. La piazza di spaccio era stata allestita in un appartamento del quartiere popolare Mazara 2. Al vertice dell'organizzazione un uomo soprannominato il principale, che dirigeva l'associazione definendo ruoli, compiti e turnazioni, delegando al fratello il compito di curare il ritiro e l'occultamento delle partite di droga consegnate dai corrieri palermitani. La casa era dotata di porte blindate e sistemi di videosorveglianza. Nel corso delle indagini sono stati sequestrati quasi 150.000 euro in contanti, mezzo chilo di eroina, oltre 2 kg di cocaina e altrettanti di hashish, 2 appartamenti di edilizia popolare in cui veniva organizzato il traffico di droga. Numerose le perquisizioni effettuate a carico degli indagati. Voltiamo pagina, ancora un incidente mortale sul lavoro, questa volta nel Catanese. Un operaio tunisino precipita da 4 metri. È stato ricoverato in gravissime condizioni ed è deceduto nella notte a Catania senza aver mai ripreso conoscenza. Emanuela Corsi. Si allunga la scia delle morti bianche in Sicilia. L'ultima vittima è un operaio tunisino di 57 anni rimasto gravemente ferito ieri mentre lavorava in un cantiere tra Scordia e Militello in Val di Catania. Il decesso è avvenuto nella notte all'ospedale Cannizzaro. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, dipendente di una ditta di giarre, sarebbe precipitato da un'altezza di circa 4 metri da un pavimento sopraelevato che stava impiantando in un magazzino della zona di Ambelia. Soccorso dal 118, il 57enne è stato trasferito in elisoccorso all'ospedale Cannizzaro, dove è arrivato in gravissime condizioni, in coma, con fratture multiple e con un trauma cranico. Ricoverato nel reparto di rianimazione, è morto durante la notte senza avere mai ripreso conoscenza. Sono in corso le indagini dei carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica e la causa della morte. Nella provincia di Catania dall'inizio dell'anno sono già 14 le vittime di incidenti mortali sul lavoro. Nella regione sono più di 50. Adesso a Canicattini Bagni siamo nel siracusano che è ancora sotto shock per il tentato femminicidio di ieri pomeriggio.
La giovane donna è stata ferita a coltellate dall'ex compagno e ancora in prognosi riservata dopo un lungo intervento chirurgico. Meno di un mese fa aveva denunciato, ma non era arrivato alcun provvedimento. Francesco Loi. La giovane donna, ferita con 20 coltellate dall'ex compagno, è in gravi condizioni all'Umberto I di Siracusa. Nemmeno la denuncia di poco tempo fa è riuscita a frenare la furia dell'uomo. Per lui, infatti, non sarebbe arrivato nessun provvedimento. Non dobbiamo far passare questo messaggio e dire che le donne sono lasciate da sole, assolutamente no. A sventare l'irreparabile è stata questa ragazza, insieme alla sorella ed al fratello, tutti minorenni. Qui Paolo Passarello, 34 anni, ha tentato di uccidere la sua ex compagna. L'ha aspettata fuori dal lavoro per poi colpirla. Sapevo nemmeno io come mi stavo tenendo forze, chiamai subito mio fratello e gli dissi che comunque c'era questo qua che la stava pugnalando. E allora mio fratello prese un martello e lo lanciò. E allora lui dallo spavento se n'è scappato. Il silenzio di un lunedì pomeriggio, spezzato dalle urla che hanno sentito tutti. Mio figlio ha lanciato un martello nel vetro della macchina per farlo scappare, è riuscito facendolo scappare a salvarla, perché le sue intenzioni erano chiare di farla fuori, questa povera ragazza. Quindi lui si è spaventato, gli è sembrato, penso, un colpo di pistola, non lo so. La corsa dell'uomo è finita all'ospedale di Avola, dove era andato per farsi medicare alcune ferite alla mano. Il coltello, dalla lama lunga e affilata, lo aveva lanciato nelle campagne limitrofe, ma i carabinieri lo hanno subito trovato. Ora l'uomo è in carcere, a Cavadonna. Torniamo ad occuparci del suicidio di Stefano Argentino, perché i consulenti nominati dalla Procura di Messina sono al lavoro per esaminare la documentazione medica. Il giovane, lo ricorderete, si è tolto la vita nel carcere appunto di Messina, dove era rinchiuso dopo il femminicidio di Sara Campanella. Emanuela Corsi. Proseguono le indagini sulla morte di Stefano Argentino, il 27enne di Noto, morto suicida in carcere a Messina, dove era detenuto per il femminicidio della collega universitaria Sara Campanella. La Procura di Messina vuole accertare se ci siano responsabilità nel decesso del ragazzo, che più volte in carcere aveva manifestato la volontà di togliersi la vita e per questo era stato sottoposto a un regime di sorveglianza particolare. 15 giorni prima della sua morte, Argentino era stato riammesso alla detenzione ordinaria, condividendo la cella dove poi si è impiccato con altri detenuti. Come riporta oggi il quotidiano La Gazzetta del Sud, i due consulenti nominati dalla Procura hanno iniziato ad acquisire ed esaminare la documentazione medica tra le carte dell'inchiesta. Inchiesta che vede allo stato attuale 7 indagati, tra questi la direttrice del carcere, la vice direttrice, la responsabile dell'area trattamentale e la psichiatra della struttura detentiva, oltre a una psicoterapeuta. La Procura ipotizza i reati di omissione di atti di ufficio e morte come conseguenza di un altro reato. La consulenza tecnica servirà per stabilire se il comportamento del personale e dei terapeuti sia stato conforme e se sul corpo di Argentino siano stati trovati segni di abusi sessuali avvenuti in carcere. Argentino lo scorso 31 marzo uccise a coltellate in strada a Messina la 21enne Sara Campanella perché lo aveva rifiutato dopo averla perseguitata per mesi. Violenza sessuale su una bimba di 6 anni a Partinico, arrestato un uomo di 49 anni, a scoprirlo i parenti della piccola. Gli investigatori hanno raccolto le loro testimonianze e anche le prove che hanno portato al fermo dell'indagato. Adesso ci occupiamo di emergenza abitativa, perché i centri storici di Catania e Palermo stanno diventando dei dormitori per i turisti. Chi affitta lo fa per brevi periodi, sul mercato si trovano solo B&B e alloggi vacanze. Le famiglie però hanno difficoltà a trovare una casa in affitto. Sentiamo Adelaide Barbagallo. A Catania come a Palermo, ma in tutte le città della Sicilia, è sempre più difficile per le famiglie trovare una casa in affitto. Sono tutte offerte per periodi brevi, quindi destinate ai turisti. I centri storici si svuotano di residenti per lasciare spazio a B&B e alloggi vacanze. Drammatica la fotografia emersa dall'incontro organizzato a Sunie e CGL Sicilia a Catania. Nelle piattaforme immobiliari a Palermo nel 2023 l'offerta di affitti lunghi è di sole 595 unità contro quasi 6.000 affitti
affitti brevi. A Catania appena 252 case disponibili per affitti lunghi contro i quasi 4.000 brevi. Le famiglie o chi cerca una casa per viverci, quindi per un periodo congruo, non trova nulla sul mercato o trova pochissimi alloggi a canoni sostenuti. Aumentano i prezzi e pure gli sfratti. La Sicilia ha un punto di non ritorno. Per la CGIL occorre subito una legge regionale che faccia ordine e dei fondi per aiutare le famiglie. Penso alle tante famiglie con tanti minori, a situazioni in cui ci sono anziani, dove perdere la casa è una delle, credo, tragedie più grandi che una persona nella sua vita possa vivere. La situazione, dice la CGIL, rischia di cambiare definitivamente il volto delle città con un turismo che a lungo non sarà più sostenibile. A Catania genitori esasperati all'istituto Pestalozzi, nel plesso della Materna avvistati topi e nonostante l'allarme la scuola è rimasta aperta per le esigenze delle mamme lavoratrici. Simona Mazzona. Non è la prima volta che all'istituto comprensivo Pestalozzi, in questo plesso della Materna, vengono avvistati topi. Siamo al villaggio Sant'Agata, quartiere periferico di Catania. Genitori esasperati hanno contattato la nostra redazione per segnalare non solo la presenza di ratti, ma soprattutto che il plesso rimane aperto per i piccoli alunni. Questi i messaggi inviati dalle maestre alle mamme. Il plesso rimane aperto perché molte mamme che lavorano hanno l'esigenza di avere i bambini a scuola. È compatibile un plesso dove è stato avvistato un topo che resta aperto e la presenza di bambini molto piccoli? Allora, è compatibile col fatto che il comune è già intervenuto, stiamo seguendo l'iter normale, quindi c'è stato il sopralluogo, hanno messo delle trappole. Già 2 anni fa si era verificato un episodio simile. La scuola non è rimasta inerte e ha contattato il comune che ha installato trappole in sicurezza all'interno e all'esterno. La presenza di topi qui è dovuta dall'inciviltà di chi transitando a velocità getta sacchi dell'immondizia a ridosso della scuola e spesso anche dentro al cortile, nonostante le telecamere installate in zona. Questo è un problema reale, ma la scuola è qui e sono loro che devono smettere di mettere la spazzatura accanto alla scuola. Quindi forse dovremmo trovare un modo per far capire che dentro ci sono dei bimbetti. La dirigenza della scuola fa sapere che se nelle prossime ore l'allarme non rientra, i bimbi verranno trasferiti in altri plessi, mentre l'assessore comunale alla pubblica istruzione Guzzardi spiega che per protocollo, dopo l'installazione delle trappole avvenuta lunedì, occorre attendere circa 3 giorni per intervenire nuovamente. Una breve pausa e poi ci occuperemo della cessione del ramo sportivo della CR Messina. Oggi a Messina in tribunale è stata definita l'asta del fallimento della CR Messina. La proprietà del ramo sportivo passa al Racing City Group, società proprietaria di diversi club come il Monaco femminile e il Racing Catania Women. Francesco Triolo. È il Racing City Group di Justin Davis e Morris Pagnello, accompagnato dalla Global Capital, fondo che finanzia l'operazione, ad aggiudicarsi l'acquisizione del ramo sportivo della CR Messina. L'aggiudicazione provvisoria questa mattina con la curatrice fallimentare Maria Di Rienzo, che in aula ha constatato l'assenza di altre offerte, così la società italo-australiana detiene il complesso aziendale oggetto dell'avviso pubblico. In aula presenti i legali delle 2 realtà acquirenti. ACR Messina acquisita a 200.000 euro più il pagamento dei debiti quantificati in altri 690.000 euro. Il saldo del versamento prestabilito per rilevare definitivamente il ramo sportivo dovrà avvenire entro 15 giorni da oggi, ma c'è la possibilità entro 10 giorni, evidenziata la curatela, che possa arrivare un'offerta migliorativa del 10% e riaprire l'asta. Pensavamo che non ci fossero altre offerte e così è stato. Abbiamo potuto constatare che la nostra offerta non ha avuto, non è stata rilanciata sostanzialmente. Abbiamo delle perplessità sull'applicabilità di questa norma perché riteniamo di aver ottenuto l'aggiudicazione sulla base della proposta e non sulla base della gara. Il Racing City Group, che nel suo portafoglio club ha il Monaco di Marco Simone e il Racing Catania Women, da oggi dovrà farsi carico dell'organizzazione dei costi del club giallorosso, che si trova all'ultimo posto in classifica in Serie D con -2, avendo recuperato gran parte della penalizzazione di 14 punti con cui è partito.
Si chiama payroll giving ed è un sistema per mettere da parte denaro dai centesimi arrotondati all'euro e creare piccoli tesoretti. Uno di questi lo ha realizzato il Crédit Agricole, l'istituto di credito tra i più importanti nel mondo, che ha donato risorse per la sanità pediatrica. Orazio Longo. Le associazioni Bambaran di Catania e Spia di Palermo, entrambe impegnate in progetti legati al mondo della sanità pediatrica, hanno ricevuto la donazione di Crédit Agricole Italia, l'istituto di credito tra i primi 10 al mondo, che ha deciso di rafforzare la presenza sul territorio isolano. Alla base della raccolta un meccanismo semplice: i collaboratori del gruppo rinunciano ai centesimi, arrotondando all'euro inferiore l'importo della propria busta paga, e l'azienda aggiunge la parte rimanente, il cosiddetto payroll giving, un'iniziativa che negli anni ha portato a donare più di 1 milione di euro sul territorio nazionale. Confermato da parte del gruppo CA anche un focus sui progetti a sostegno dell'imprenditoria giovanile, a un anno dall'inaugurazione a Catania di Le Village by CA Sicilia, l'acceleratore di innovazione al servizio delle aziende e delle start-up. Diciamo con le soluzioni più in linea e chiaramente al loro modello di business. Una cosa è bella però da dire, che nel mondo innovazione, quindi non soltanto ai village ma in senso più largo, non esiste la concorrenza, e la cosa bella è quando dei partner, quando delle aziende corporate, quindi gli imprenditori e tutti gli altri partner, diciamo partner di vario livello, no? Di varia caratura, e la bellezza è proprio questa: quando si parla di innovazione si parla tutti allo stesso modo e ci si confronta molto anche su quello che ha portato un impatto in un'azienda che può anche essere considerato un competitor e la soluzione più idonea da poter affrontare. Diversi progetti in cantiere anche per il Comitato Territoriale Sicilia, creato nel 2023 e presieduto da Elita Schillaci, con lo scopo di individuare e realizzare interventi per la crescita e lo sviluppo sostenibile. Posizionarci come partner strategico per lo sviluppo economico della regione, con particolare attenzione ai settori dell'agroalimentare, del turismo e delle energie rinnovabili. La mission dell'istituto di credito, ha sottolineato Roberto Ghisellini, condirettore generale di Crédit Agricole Italia. Una breve pausa, poi lo sport. Il Catania che si prepara al big match con la Salernitana, ma anche si prepara a giocare un'altra partita. È la settimana che precede la sfida alla capolista salernitana. Il Catania però si prepara a giocare un'altra partita, quella di Torre del Grifo. Francesco Triolo. È una di quelle settimane da circoletto rosso per il Catania, una di quelle che nell'arco della stagione può incidere in positivo o negativo. Dal campo all'extracampo. Giovedì si aprirà l'asta competitiva per Torre del Grifo e la società rossazzurra ha già presentato un'offerta da 4 milioni di euro, ma dovrà attendere la mattinata del 23 ottobre per verificare la presenza di altri offerenti ed eventualmente effettuare la proposta al rialzo. Rilanci che dovranno essere da 250.000 euro. Dal 24 al 30 ottobre un soggetto terzo che non abbia partecipato a questa fase può presentare un'offerta in aumento del 10% rispetto al prezzo stabilito dal 16 al 23 ottobre. Domenica poi è il giorno della sfida alla capolista salernitana ed i rossazzurri hanno l'occasione per accorciare sensibilmente sul primo posto in classifica, un'attesa che si registra da giorni in città, tanto che la curva nord è sostanzialmente già esaurita. Sul fronte squadra filtra cauto ottimismo circa le condizioni di Emanuele Ciccerelli, uscito dal campo sabato al 33esimo per un problema fisico. Da verificare anche le condizioni di Forte, quanti minuti avrà nelle gambe Caturano. Qualche novità potrebbe esserci sulla tre quarti con Toscano, che però ha tutta la settimana per verificare le condizioni dei singoli e studiare le soluzioni adatte in vista del match contro la Salernitana di Peppe Raffaele. È tutto, vi lascio al Focus con Lorena Dolci, grazie per l'ascolto e buon pomeriggio.